Ciao Massimo! Ciao Marco, ma hai spazzolato alla grande? La iniziamo questa puntata? Direi di sì, vai! Benvenuti al nuovo magazine di Soundtrack City, il magazine di giugno, e qui con me Massimo Privitera di colonnesonore.net. Ciao Massimo! Ciao Marco, ciao a tutti! Allora, oggi ci sono molte cose, molte serie televisive di cui parlare. Io direi di immergerci direttamente proprio nel primo trailer di Eddie, una serie televisiva attualmente in onda su Netflix, una serie televisiva il cui regista è Damien Chazelle, per intenderci quello di Whiplash, La La Land, First Man, e quindi un premio Oscar. La storia, brevemente, ruota intorno a un jazz club di Parigi, che è gestito da due musicisti, anche loro ovviamente jazz, due jazzisti, ed è un po' a tinte gialle, ma si respira un amore incredibile nei confronti del jazz, nei confronti della musica. Allora, a questo punto faccio una breve, voglio dire, introduzione. Io suono la batteria e uno dei film che ho visto che ho più odiato in assoluto è Whiplash, proprio perché si dava un'immagine non solo dei batteristi, ma in generale degli strumentisti assolutamente deviata. Bastava che a un bambino gli facesse vedere quel film e sicuramente si allontanava da uno strumento, in particolare dalla batteria. Questo maestro, insegnante assurdo, sopra le righe, il musicista che suonando sempre più veloce esce il sangue che va a finire sul rullante, insomma delle cose che non si sono mai viste. Ecco, con questa serie televisiva io ho fatto pace con Damien Chazelle, perché qui c'è tutto l'amore verso la musica, verso il jazz, nella cura dei particolari, ma soprattutto, ed è questo rarissimo da vedere, sembra quasi che il film sia scritto da musicista, interpretato da musicisti che fanno gli attori, suonato da musicista, cioè proprio è chi di voi non è musicista e vuole capire che frulla nella testa di un musicista, beh, si deve andare a vedere questa serie, quindi non posso che parlarne bene. La colonna sonora è firmata da due compositori che sono Glenn Ballard e Randy Kerber. Per dire, il primo ha lavorato con Michael Jackson, Alanis Morissette, Shakira, Anastasia. Il secondo, che interpreta anche il pianista della serie televisiva, e invece è più autorale, ha lavorato con Leonard Cohen, con Barbara Streisand, con Betty Midler, Neil Diamond. Anche il cast è spettacolare, perché tutti gli attori, che sono bravissimi attori, sono grandissimi musicisti. Guardatelo perché merita assolutamente di essere visto. Scusa Massimo se mi sono allargato, ma questa era una cosa proprio che veniva dal cuore, come si suol dire. Che mi hai incuriosito tantissimo, ancora devo vederla. Tra l'altro i due nomi che hai citato hanno lavorato tantissimo nel mondo delle colonne sonore, uno con Alan Silvestri e un altro con James Horner, John Williams, quindi non solo solamente grandi musicisti con grandi cantanti pop e non solo, ma proprio addentro nel mondo delle colonne sonore, quindi l'andrò a vedere sicuramente. No, ma stiamo parlando di una grandissima serie, anche perché è finalmente una serie un po' diversa da quelle che girano su Netflix. Credo sia una scommessa che stanno facendo, non è la classica produzione Netflix come noi ce la immaginiamo. Ma adesso veniamo a te, Massimo, tu di che ci parli? Guarda, allora io passo da palo in frasca, nel senso che passiamo dal jazz alla fantascienza, non dico distopica perché questa Upload su Amazon è una serie fantascientifica dal piglio comico e la deriva crime, una produzione di Greg Daniels del 2020 di 11 episodi. Daniels è uno sceneggiatore e regista che ha creato serie rinomate come The Office e Parks and Recreation,
e Upload è fuori di testa totalmente perché parla della vita dopo la morte, ma in realtà non in senso biblico, perché chi sta per morire o scopre tramite un incidente che può morire può essere uploadato in un posto idilliaco, paradisiaco, che si chiama Lakeview. E qui c'è una deriva, come dicevo, criminosa, perché forse questo personaggio è stato ucciso, forse no, non si sa. Vedetevela perché è veramente fuori di cotenna da ogni punto di vista. Le musiche sono di questo Joseph Stephens, un compositore polistrumentista americano che tra l'altro è il leader, il membro fondatore della band Pyramid. Pagine rarefatte, molta melanconia new age e pezzi pop utilizzati in maniera straniante. Ma tu presenti oggi anche un'altra serie che è in onda in questo momento, no? Sempre su Amazon, seconda stagione di I'm Coming, prodotta da Julia Roberts, che è stata anche la protagonista di alcuni episodi, serie che ha vinto tantissimi premi, tra cui anche gli Emmy e Golden Globe. 16 episodi, la particolarità di questa serie è che parla di veterani che fanno parte di una società che si chiama Geist Group, che vengono trattati in maniera non proprio ortodossa, e anche qui deriva crime. La particolarità di questa serie è che nella seconda stagione, quella attualmente in onda su Amazon, ha le musiche del 34enne Emile Mosseri, pianista, cantante, produttore losangelino, che ha creato la band The Dig, ma la colonna sonora ha l'effetto Tarantino, nel senso che un uso smodato di temp track presa dai più disparati generi cinematografici, colonne sonore come, che vi posso dire, Pino Donaggio vestito per uccidere per Brian De Palma, Bernard Herrmann di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte, o che ne so, Jerry Goldsmith di Capricorn One, o di tutto e di più, però si adattano alla perfezione alle singole puntate. Ecco perché molto spesso la scommessa è questa, che Tarantino lo sa fare, gli altri non sempre. Ecco. È un tentativo, però in questo senso, devo essere sincero, ci sono riusciti pienamente. C'è anche il Morricone della cosa di Carpenter, c'è veramente di tutto e di più. Poi, visto che oggi chi più ne ha più ne metta, passiamo da Amazon a Netflix e vi racconto questa serie strepitosa tratta dal film omonimo del 2013 del regista coreano premio Oscar per Parasite, Bong Joon-ho, spero che si pronunci così, con film del 2013, serie del 2020 di 10 episodi, che è già prevista la seconda stagione per il 2021. Questa fantascienza distopica, perché narra di un mondo diventato un deserto ghiacciato e i sopravvissuti, quelli sfigati e quelli invece più ricchi, privilegiati, vivono in questo treno di 1000 vagoni, nei vagoni principali i ricchi, nei vagoni secondari o terziari i poveri, gli abbandonati, e poi c'è una ribellione, e in questo caso c'è anche un aspetto thriller, perché nel treno c'è un serial killer, quindi veramente girata come un assassino sull'Orient Express versione fantascienza. Brava, Agatha Christie riportata nella fantascienza distopica. Aspetta, quanti vagoni ci sono però? 1100, quindi vuol dire che, voglio dire, il gruppo di eventuali colpevoli c'è un botto praticamente. E Snowpiercer, non abbiamo detto il titolo, è Snowpiercer, che è come il film omonimo, tratto veramente, ve la consiglio perché stupefacente da ogni punto di vista, con Jennifer Connelly che l'ha fatta Prodone, la famosa attrice di Fenomena, C'è una volta in America, Labyrinth e Beautiful Mind. Le musiche del film erano di Marco Beltrami, in questo caso è Bear McCreary, che ha esagerato dal punto di vista muscolare per l'energia che infonda la colonna sonora fra sinfonismo ed elettronica. E Bear McCreary è famoso perché ha curato le musiche di tutte le serie più di successo come Walking Dead, Outlander, Agents of Shields e Battlestar Galactica. Questo è bene. Bene, allora per la prima parte di questo magazine dedicato alla new entry è tutto, passiamo alla seconda parte. Allora, dopo le new entry passiamo al box set, cioè tutte le serie già ampiamente nella loro integralità presenti sulle reti streaming. Di che parliamo oggi, mio caro Marco?
Beh, allora parliamo di una serie che non avrebbe neanche bisogno di tante presentazioni, infatti non la faccio, che peraltro è da poco andata a finire nel box set perché sarà un 2 o 3 mesi che è uscita. Sto parlando di This Is Us stagione 4. Allora, This Is Us un po', immagino la conoscete tutte, è questa serie televisiva americana creata da Dan Fogelman ed è un dramma familiare ma anche con tinte a volte di commedia che si svolge su 3 archi temporali, quindi c'è un flashback continuo e parla di una famiglia che ha varie vicissitudini drammatiche e meno drammatiche, la famiglia Person. Parliamo della musica perché quello che ci interessa a noi in questo caso è parlare della musica perché la trama più o meno la conoscono tutti quanti. Allora, le musiche sono firmate da Siddhartha Khosla, che sarebbe un compositore credo di origini indiane. La sua colonna sonora, l'impianto della colonna sonora va a sottolineare un po' in qualche modo queste atmosfere intime, drammatiche a volte, comunque molto intense, quindi è tutto suonato con un piccolo organico acustico, ovvero pianoforte, voci, cori, chitarra acustica, violoncelli, è tutto molto caldo, da camera è caldo, ma la particolarità è qui, caro Massimo, vengo a me, la cara particolarità è che, come molto spesso nelle serie televisive internazionali accade, alla figura del musicista e del compositore è affiancata la figura del music supervisor, ovvero colui che sceglie, seleziona le canzoni di repertorio che sono all'interno di una serie. Beh, su This Is Us ce ne sono proprio una cosa esagerata. La music supervisor è Jennifer Picken, che è una grandissima, io dico, perché fa delle scelte tutte azzeccatissime, e adesso vi dico le scelte con chi le fa, con artisti del calibro di Paul Simon, Stevie Wonder, Cat Stevens, Bob Dylan, Johnny Mitchell, Carole King, Damien Rice, Ringo Starr, Crosby, Still, Nash Young, John Legend, Nicky Drake, insomma Cyndi Lauper, Dire Straits. Ecco, allora voglio dire adesso, benedetta la mia Jennifer, ma magari lo potessi fare io una serie televisiva italiana ma dico mica tutti, 2 di questi nomi e via dicendo, perché qui da noi ovviamente qui si parla, sappiatelo, di diritti che vanno pagati, i famosi diritti di sincronizzazione. Insomma, morale della favola, comunque, al di là di questa mia nota blandamente tecnica, è una serie che come al solito è di altissimo livello, va vista sia dal punto di vista ovviamente cinematografico, televisivo, che dir si voglia, sia dal punto di vista musicale, anche perché non è semplice coniugare la colonna sonora originale alle canzoni di repertorio, ma loro ci riescono perfettamente. E adesso vai tu, caro Max. Abbiamo parlato di Amazon, di Netflix, ora andiamo su Sky. Non l'abbiamo abbandonato, per Babylon Berlin, serie strepitosa anche questa qui, televisiva tedesca del 2017, che ad oggi sono 3 stagioni in totali, basati sul libro di Volker Kuscher, e sono trame che vanno dal 1929 al 1934. È un crime, un poliziesco, e ha delle musiche a cura di Johnny Klimek, Tom Tykwer, che è uno tra i registi della serie e tra l'altro un regista molto molto famoso anche internazionalmente, Nico Weidman, Mario Kamien e Brian Ferry, che cura le canzoni sia d'epoca che finte d'epoca, cioè rifatte da lui a modalità a modo di. Motivetti originali anni 30, l'eleganza tipica di Brian Ferry da crooner d'altri tempi, e la musica è un mix veramente eccelso tra fusion, jazz, minimalismo alla flip class, sinfonismi noir alla Miklos Rocha e della classica vecchia Hollywood, e moderni sintetismi alla Zimmer. Tutto veramente, sembra strano dirlo, amalgamato in maniera strepitosa, come già dicevo in partenza. Ecco, quello che vorrei aggiungere anche qui, come ne abbiamo già parlato prima, quando si parla di colonne sonore, la bellezza è quando tutti questi ingredienti
non vanno uno da una parte e uno dall'altra, ma quando sono miscelati in una maniera eccelsa. Ecco, in questo caso su Babylon Berlin tutto l'aspetto musicale è veramente un lavoro di primissimo piano. Allora, adesso per concludere questa parte, io direi come dire, parlare un po' di quello che c'è nel tuo magazine, di quello che c'è di importante, di succoso nel tuo magazine, cioè sto parlando di colonnesonore.net. Vabbè, di succoso abbiamo 2 interviste da me fatte, sono le interviste a Dario Marianelli che ci parla della sua colonna sonora di Pinocchio per Matteo Garrone, tra l'altro colonna sonora di cui abbiamo parlato perché è stata candidata ai Davide Donatello e ora ai Nastri d'Argento, e poi di Michael Price, compositore inglese di cui abbiamo parlato nella nostra prima puntata del magazine per la colonna sonora di Dracula. 2 interviste molto interessanti, loro sono stati simpaticissimi e generosi da ogni punto di vista per aver raccontato come hanno realizzato queste colonne sonore molto molto importanti. Bene, allora passiamo all'ultima parte del nostro magazine. Rieccoci qui allora, sempre Marco Testoni e Massimo Privitera, e stiamo chiudendo questo magazine. Noi lo chiudiamo sempre con l'ultima rubrica che sarebbe Made in Italy, ovvero parleremo di qualche serie o film TV realizzata in Italia. In questo caso, che cosa ci vai a presentare, caro Massimo? Allora, andiamo a presentare una fiction, film biografico del 2019, diretto da Riccardo Donna con una straordinaria Serena Rossi e un bravissimo Maurizio Lastrico, che è noto come comico, come attore comico, ma qui fa un ruolo drammaticissimo. Vita e carriera di Mia Martini. Quindi per noi ad hoc, non solo perché si parla di una cantante famosissima che ha avuto una vita abbastanza sventurata e tragica, però questa produzione di Luca Barbareschi per Rai Fiction, che è andata in onda da poco, tra l'altro su Rai 1, rimandata in onda, ha avuto il gran privilegio di essere candidata, anzi di avere, scusate, un nastro d'argento speciale per l'interpretazione incredibile di Serena Rossi, che ha una voce che tra l'altro tutti credo che la conoscano perché ha fatto Amore e Malavita con i Panetti Bros, ma non solo, è anche la voce di Anna di Frozen per tutte le bambine amanti delle principesse Disney. Comunque, a parte questa nota di colore, effettivamente è una fiction fatta benissimo, che ha avuto anche un passaggio cinematografico brevissimo, meritato tra l'altro, e le musiche originali in mezzo alle canzoni che tutti ben conoscete, almeno tu nell'universo, e secondo me io ogni volta che l'ascolto è qualcosa che fa venire la pelle d'oca. Le musiche invece in mezzo a tutte queste canzoni famose di Mia Martini sono di Mattia Donna e la Femme Piège. Cioè Mattia Donna e la Femme Piège sono un gruppo nato nel 2010, tratto in Francia, ma sono tutti e due italiani, uno è Andrea Toso e l'altro è Mattia Donna, già citato, che hanno realizzato diverse fiction e documentari per la televisione italiana, tra cui anche Fuori classe con la Littizzetto, Il Nero Wolf e I misteri di Laura. Bene, allora immagino che questo si potrà poi vedere forse anche su Rai Play, credo, no? Sì, per chi non l'avesse visto. Tu hai ricordato prima Serena Rossi, e allora prima di chiudere noi ricordiamo che cosa? Serena Rossi candidata ha vinto il Nastro d'Argento. Ha visto il Nastro d'Argento. Allora noi cosa faremo? Prima del Nastro d'Argento, così come abbiamo fatto nello speciale Davide Donatello, faremo una serata dedicata proprio ai Nastri d'Argento, alle nomination, ovviamente come nel caso del Davide Donatello, con particolare attenzione ai premi del comparto musica, e quindi miglior canzone originale e miglior musicista. Non sappiamo ancora quando sarà questa serata, però, vero Massimo, in realtà? Dovrebbe essere fine giugno, primi di luglio. Faremo una puntatona come abbiamo fatto quella del Davide Donatello, che ha avuto un grande successo, e con tanti ospiti importanti, tra cui alcuni candidati al miglior colonna sonora e miglior canzone. Bene, allora con questa ultima notizia che ci riguarda noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo magazine con me Marco Testoni e quel signore lì che è Massimo Privitera. Yeah! Ciao, alla prossima, ciao.